i primi effetti, la conta dei danni dopo la bomba d'acqua che ha colpito la comunità di Nervesa e non solo nella serata di ieri. Ecco, signor Fulan, cosa è successo alla sua proprietà? Beh, io ero fuori sede, ho provato ad arrivare nella strada panoramica, ma era completamente un fiume, era allagato tutto. E quando ha smesso un attimino di piovere ho cercato di venire su, ma c'era un disastro, qui ci sono delle frane, la nostra strada bianca è completamente distrutta e poi alberi caduti, un po' stiamo adesso facendo la conta dei danni perché dobbiamo ancora controllare un po' tutta la proprietà. Ecco, avete fatto delle segnalazioni in municipio agli enti preposti? No, io ho trovato la protezione civile, ho segnalato solo questo perché era una strada provinciale che era pericoloso per il traffico e per il resto ci ricureremo i danni. Ha mai visto una cosa del genere a Nervesa? Ce ne sono stati diversi casi di bombe d'acqua, però questa è stata veramente molto intensa e una cosa così penso di non ricordare.